l'appello che faccio al governo è quello di prendere per mano questa questione, di regolamentare il tema in modo da togliere dall'imbarazzo della scelta burocratica i comuni e in modo da dare risposte a queste famiglie che, ripeto, chiedono semplicemente di vedere registrati i propri figli all'anagrafe. Quindi io credo che non ci sia nulla di scandaloso, è giusto creare l'iter corretto e parificare la condizione a tutte le altre famiglie senza che ci sia alcun tipo di discriminazione. È un messaggio inequivocabile quello che parte da Kasugana nei giorni in cui il tema del riconoscimento anagrafico dei figli delle coppie dello stesso sesso balcanizza la politica. Sullo sfondo ci sono la bocciatura del regolamento da parte della Commissione Politiche Comunitarie al Senato del cosiddetto certificato europeo di filiazione, dall'altro lo stop del prefetto di Milano al sindaco Giuseppe Sala, che da tempo ha dato disposizione agli uffici di trascrivere i certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Nel dicembre scorso in comune a Treviso 2 donne, unite civilmente, avevano ottenuto l'emissione della carta d'identità per i 2 figli più piccoli con i nomi di entrambe, carta d'identità cartacea e non elettronica, visto che solo per quest'ultima, stando al decreto Salvini, serve il nome della mamma e del papà. Una carta d'identità cartacea, è evidente che c'è un vuoto normativo e un cortocircuito burocratico che di fatto non dà risposte a delle esigenze che sono sacrosante di nuclei familiari a tutti gli effetti. Non ci sono figli di serie A e figli di serie B. Assolutamente, si parla di figli, si parla di persone e si parla di registro all'anagrafe, quindi da questo punto di vista se c'è un vuoto, come è evidente che in questo momento c'è, va assolutamente colmato. Insomma, il leghista Mario Conte tira dritto marcando la differenza tra politica romana e amministrazione dei territori. Io sono abituato a dare risposte alla mia comunità indipendentemente dalla loro appartenenza, dal credo politico, dalla loro vita sessuale, e quindi se possiamo dare risposte, e credo che in questo caso siano anche delle esigenze davvero normali e comprensibili, io credo che non ci sia davvero nulla di male nel andare incontro a queste esigenze.